Back on the MTB. Sono appena arrivato su in cima alla salita del quadrivio, questo per chi è della zona. Apro qua il video, faccio un'uscita breve sui sentieri qua di casa per tenermi attivo con le mountain bike. I più attenti potranno aver visto che non sono in sella alla Epic, il modello in carbonio col brain sia l'anteriore che il posteriore. Sono tornato alla prima full sempre Epic con il brain solo al posteriore e la forcella anteriore standard col blocco sulla forcella, perché stiamo lavorando a qualcosa di nuovo. Arriverà un nuovo bombardone al posto del bombardone che c'era prima di questa, quindi stay tuned. Niente, oggi sono solo, faccio un giretto breve perché nessuno dei miei amici mi ha accompagnato. Per chi volesse entrare nel gruppo degli eletti degli amici, scrivetemi e vediamo se buttarvi dentro il gruppo per fare delle uscite in compagnia. Niente, vado, adesso credo prenderò direzione Lago d'Oberdò, farò un po' di saliscendi e poi magari mi butto sul classico single track di rientro verso Ronchi dei Legionari. Via! Ebbene sì, sono tornato alla Epic in alluminio con brain solo al posteriore, in attesa di una nuova bici che sostituisce la mia precedente Epic full carbon con brain sia all'anteriore che al posteriore. Facciamo delle prove per vedere con cosa mi trovo meglio. Diciamo che questa Epic è stata un po' il mio primo amore, diciamo così, la bici full che mi ha convinto dopo vari tentativi con altre full sulle quali non mi trovavo a mio agio. Invece con questa da subito sono andato come uno sparo. Tra l'altro ne avevo già parlato in uno dei miei video, uno dei primi. Vi lascio il link qui in alto a destra. Che bel tramonto. C'è una bella curva in contropendenza con fondino morbido dove sono esploso più e più volte. Qui vado a sinistra, guardavo il tramonto. Adesso girata la curva dovrei averlo proprio di fronte. Eccolo. Su, cazzo, ho sbagliato, sto guardando il tramonto. Guardavo il tramonto e ho sbagliato. Oggi tutto percorso così, scorrevole, veloce, bello pedalato,
perché alla fine ho un'oretta e quindi non ho il tempo né di scaldarmi bene per fare tanta salita né di dedicarmi a percorsi tecnici, perché sarebbero tutti più lontani da casa. Non mi ricordavo cosa c'era qua. Bello spaccatino qua. Anche qua la pioggia ha fatto disastri, che roba. Qua da noi la pioggia ha abbastanza distrutto i sentieri. Questi pezzi qua no, ma dove c'è un po' più di fondo morbido ha portato via tutto, ha scavato tantissimo. Bene. Sono arrivato qui, incrocio la strada, vado oltre e adesso vedo se tenermi subito a sinistra, che c'è tutto un single track che corre lungo la strada, o se fare un mine lungo a destra e dopo tornare lì. Via! Non mi ricordo se prendendo questo sentiero qui a sinistra, che non è niente male, se poi riesco a ricongiungermi comunque di là. Mi sembra di no, ma proviamo perché non ricordo. Inizia la parte più tecnica. Sbagliato linea. Cominciamo bene. Che pace, silenzio totale, bellissimo. Eccoci. Adesso qua
comincio a rientrare. Da qui dovrei rientrare sul sentiero single track che dicevo prima, che corre lungo la strada. Vediamo se mi ricordo bene. Fra l'altro panorama bellissimo stasera, tramonto di fine estate stupendo. Spero che si veda e che rendano un po' i colori. Veramente spettacolare, cavolo. C'è abbastanza foschia, forse verrà anche brutto tempo stanotte verso Gorizia, verso il confine con la Slovenia, però tanta roba, molto bello. Fra l'altro qui è dove ho fatto una delle mie prime foto a questa Epic qui azzurra con le scritte rosse e rosate. La trovate sul mio profilo Instagram. Mi piaceva un po' l'accostamento fra il rosso ruggine di questa vedetta di tempi di guerra e il rosso rosato che c'è sulla Epic. Questo qua. Anche vado su di qua, se non ricordo male. Sicuramente ho sbagliato, perché qua se scollina già così tanto, no, non è il mio sentiero, devo andare di là, se no non torno sul single track. Non è un mio video se non sbaglio almeno una volta strada, se non faccio almeno una volta un avanti e indietro. Questa è la mia cifra. Eccoci, questo è l'attacco del sentiero di rientro. Linea, mi ricordavo che era a destra, invece era a destra qua. Bello. Queste uscite sono sempre un po' strane, perché alla fine in un'ora fai poca roba partendo da casa, quindi 15 km, una roba un po' così, però non è mai inutile. Almeno continuo a usare anche la mountain bike, visto che ultimamente sto facendo tanta strada, e per questo weekend ho in programma una cosa che voglio fare veramente da tanto tempo, quindi vi consiglio di restare connessi
Però sì dai, poca roba numericamente parlando, però almeno sto all'aria aperta, pedalo un po', un'oretta di svago totale, senza pensieri. E niente, adesso rientro, cena e basta. Ci vediamo al prossimo video e stay tuned for some new cool stuff. Bye!